lascerei la parola al vicepresidente della Commissione, eventualmente poi a Fracasso e agli altri colleghi per ulteriori. Aggiungo solo alcune riflessioni al quadro, che ovviamente è una sintesi del lavoro che è stato fatto nelle varie commissioni e che Lucio Tiozzo ha appena effettuato rispetto alle nostre proposte con le quali ci presentiamo al dibattito sul bilancio. Innanzitutto, mutuando Riccardo Cocciante, direi che questo bilancio è brutto e senza anima. Brutto e senza anima, nel senso che, come spesso accade, è un bilancio che tiene conto degli equilibri interni alla maggioranza. Perché alla fine è questo l'effetto del bilancio, si tiene conto dei vari assessori, dei vari pesi politici. Adesso oltretutto sono di più i partitini da accontentare, perché di un gruppo ne hanno fatto qua, compri uno, anzi, sì, va meglio così, compri uno e paghi 4, poi siamo al contrario di quello che solitamente succede nei supermercati e l'abbiamo iniziato a vedere questo effetto nelle commissioni. Quindi questa scorporazione della maggioranza genera tante piccole parcellizzazioni nelle quali è suddiviso questo bilancio, perché siamo di fronte a un'assenza di maggioranza, in molti casi nelle commissioni ce ne siamo già accorti. Seconda riflessione, il Veneto resta maglia nera. Sembra veramente che quello slogan utilizzato in campagna elettorale sia un boomerang che si addossa al Presidente della Regione. Siamo costantemente ultimi nell'approvazione del bilancio in Italia. Questo non è che ha poca incidenza, perché per 3 mesi siamo sostanzialmente commissariati, non c'è una regia politica 3-4 mesi, perché ora che lo approveremo il bilancio è ora che viene pubblicato e che può produrre i suoi effetti, per 4 mesi siamo sotto commissariamento, perché agiamo in 12esimi. Quindi significa che le scelte che faremo dentro questo bilancio inizieranno a produrre i loro effetti a partire da aprile-maggio. E questa è una cosa, ben che vada, e questa è una cosa che ce la rilevano tutte i soggetti che abbiamo ascoltato nelle lunghe audizioni sia nel DPEF sia nel bilancio. Ci dicono che costantemente rispetto ad altre realtà regionali il Veneto è in ritardo. Non solo è in ritardo, è assente. Anche questa cosa, lo vogliamo dire. Mi avevano raccontato che Galan non c'era mai. Beh, Zaia è l'ultimo consigliere comunale regionale per presenza, ma non solo in consiglio regionale con il 17%. Nelle realtà e nelle tematiche del Veneto non si sente una presenza, non ha una capacità di guidare questa maggioranza in consiglio regionale, viene solo quando si discute del referendum sulla indipendenza del Veneto, non viene mai quando si discute dei temi centrali e importanti che sono quelli che tra l'altro abbiamo individuato nel nostro manovra di bilancio alternativo. Terza riflessione, noi abbiamo esaurito nel 2010 la capacità di indebitamento. Attenzione, perché qui c'è un'illusione ottica negli spazi che si sono aperti in questo bilancio, perché non dimentichiamoci che la Regione Veneto si è indebitata per i prossimi 30 anni, cioè chi nasce oggi nel Veneto si porta dietro un pezzettino del debito che questa regione ha effettuato, quindi anche chi nasce oggi, quindi non ha nessuna responsabilità, nessuna colpa, quando raggiungerà la maggiore età inizierà a pagare un pezzo di debito che abbiamo contratto oggi. Sono 80 milioni per 30 anni che vanno a coprire il cosiddetto, come l'avevamo chiamato a suo tempo, buco della sanità. Quindi attenzione che c'è un elemento di illusione ottica di questi 240 milioni che sono a disposizione. È vero che sono a disposizione, ma sono a disposizione perché per 30 anni pagheremo un mutuo di 80 milioni. Non so se sono stato chiaro sul punto. È evidente quindi che rappresenta un'illusione ottica, figlio di una scelta che questa regione ha fatto, che ha messo in difficoltà il Veneto, non c'è ombra di dubbio, perché non si è fatta questa scelta né in Lombardia, né in Piemonte, né in Emilia-Romagna, né in nessun'altra regione d'Italia. L'ha fatta solo il Veneto. Noi abbiamo buttato fuori dalla finestra 750 milioni più
600 milioni di investimenti che quelle risorse avrebbero potuto generare, vale a dire 1 miliardo e 300 milioni. Guardate che poi, quando andiamo nei singoli capitoli del sociale, della sicurezza idraulica, del settore delle imprese, degli investimenti sulla scuola, le ritroviamo queste difficoltà. Le ritroviamo perché altre regioni hanno fatto altre scelte. Allora, questa cosa qua la dobbiamo ricordare e rammentare, perché è figlia di scelte che sono state fatte in questa regione e non dipendono dal governo nazionale, dipendono dalle scelte che si sono fatte in questa regione. Ultima riflessione, io credo che il punto cruciale nel quale il Veneto può vincere la sfida, oltre a tutte le cose che già ha ricordato Lucio sull'ambiente, sulla questione della sicurezza idraulica, il sociale, il trasporto e del lavoro, io credo che noi dobbiamo ritornare a investire sul futuro di questa regione. Cioè, se noi non invertiamo questa tendenza che porta ad essere il Veneto la seconda regione d'Italia per fuga di cervelli, che non è che vanno a farsi un'esperienza in Inghilterra e poi tornano, vanno e non tornano. Questo è il problema reale. Sono 35.000 ragazzi che hanno abbandonato l'Italia nel 2012, è un 30% in più rispetto al 2011, erano 24.000, sono diventati 35.000. In questa triste classifica il Veneto è al secondo posto, dopo la Lombardia. Allora, la proposta che noi lanciamo tiene conto di questo. Siamo entrati in Consiglio regionale che c'era un tasso di disoccupazione giovanile all'8%, oggi è al 24,1%, è più che triplicata. E soprattutto quello che ci preoccupa è la fuga di migliori cervelli, perché vuol dire che non c'è una volontà di investire per il futuro. Allora, la proposta che lanciamo qui, che tra l'altro è emersa nel corso delle audizioni, per chi vuole ascoltare le audizioni però, perché se non ci sei mai non puoi neanche ascoltare che cosa ti dice la società veneta. Quella società veneta ci ha detto che sarebbe importante prendere i 1000 migliori cervelli che escono dalle nostre università e inserirli per un periodo di 2 anni nelle nostre imprese. Serve per investimenti sull'innovazione, serve per investimenti sull'internazionalizzazione dei prodotti, sulle esportazioni, insomma. Questa cosa qua è utile per i cervelli perché resterebbero nel Veneto, è utilissima per le nostre imprese che devono vincere la sfida della competitività nell'ambito dell'innovazione. Ultimissima riflessione sull'ospedale di Padova, lo dico perché sono padovano, quindi ci tengo a sottolineare questo aspetto. Anche se il problema riguarda non è il una Veneto. scelta, certo, non è una scelta padovana, era esattamente questo. Cioè la scelta dell'ospedale di Padova serve ad evitare quello che è successo rispetto ad opere pubbliche nelle quali abbiamo investito sul project financing e abbiamo pagato queste opere pubbliche 1, 2, 3 volte di più e non sappiamo i risvolti ovviamente giudiziari, quelli li lasciamo da parte, c'è una commissione anche che lavora su questo. Quindi è una scelta di carattere economico vantaggiosa per il Veneto per evitare un domani di dover pagare di più. 2, il polo ospedaliero di Padova rappresenta un polo di eccellenza europeo. Dobbiamo dircelo perché io so da dove arriva la gente a farsi operare a Padova e arriva non solo da tutta Europa ma anche da tutto il mondo. Quindi è una scelta che non riguarda una città, non riguarda un territorio, ma riguarda sicuramente la nostra voglia di rimanere nell'eccellenza rispetto a questo ambito.